Siamo qui con l'ex presidente della provincia regionale di Agrigento, il dottore Eugenio Dorsi. Ci fa piacere questa sua presenza qui in città. Ecco, si dice da diverso tempo, parliamo di Palma di Montechiaro, un comune che andrà alle prossime elezioni fra qualche mese, si parla di una sua probabile candidatura a sindaco. Ecco, se ci può dare o meno conferma. No, per la verità per ora i due candidati sindaci ufficiali sono Castellino e Bellanti. Ce n'è un terzo che è un docente, Domizio Mineo. Io sto a guardare perché ritengo che oggi una mia candidatura, rispetto alla quale avevo forse un po' di ambizioni, in questo momento debba accantonarsi per il semplice fatto che devo prima sbrigare alcune cose che mi riguardano personalmente, devo dimostrare la mia totale innocenza nelle cose in cui sono impegnato, ma soprattutto desidererei che molti riconoscessero la buona, sana e attiva attività che si è svolta nella provincia dal 2008 al 2013. Come valuta la situazione di Palma di Montechiaro? Una situazione sicuramente difficile dove il sindaco Amato, indipendentemente dal suo operato, ha dovuto mollare, il Consiglio non lo ha seguito e al di là da venire anche una situazione relativa alle future case da abbattere, come stiamo vedendo che succederà a Licata. Ma io non credo che il Consiglio lo doveva seguire, un Consiglio lo segue se ci sono delle proposte che possano coinvolgere tutti. Non so cosa è accaduto in quella occasione, so soltanto che però a Palma ci sono centinaia di case abusive, so soltanto che Palma è un comune privo di soldi. Lei ricorderà la diatriba che ci fu tra la segretaria comunale e il sindaco, perché la segretaria voleva addirittura manifestare il dissesto finanziario. Non sappiamo quindi le vere ragioni di questa situazione, cercheremo di capirci di più perché Palma merita onestamente una ripresa, non fosse altro per le belle cose che può offrire, anche a livello di risorse umane. Ecco, il problema dell'abusivismo il sindaco da venire lo dovrà affrontare in qualche modo, anche perché c'è una forte sollecitazione da parte della Procura. Veda, io sono sempre convinto che la colpa di tutto quanto accade c'è sempre lo zampino della politica. Palma è stata per tanti anni senza piano regolatore generale, i cittadini, non questo per giustificarli, hanno murato perché dovevano costruirsi una casa, portavano i soldi dalla Germania e li investivano nel proprio territorio, quello serviva a fare economia. Oggi purtroppo non si riconoscono le ragioni di queste persone, non entro nel merito, però se applicata abbattono le case credo che succederà pure a Palma di Montechiaro, così come dovrà succedere in tutti i centri siciliani dove c'è l'abusivismo imperante.